A neanche 3 mesi dalla proposta di istituire un osservatorio per la situazione nelle nostre carceri, promossa da Rete Veneta e dal sottoscritto, ci troviamo a commentare un fatto di una tristezza che non ha eguali, perché non ci sentiamo sicuri a casa nostra, e assistere che non si è sicuri neanche dentro un carcere, cioè che le guardie possono essere attaccate da un detenuto e finire in ospedale, è un messaggio bruttissimo che viene lanciato ai cittadini a casa. Cioè, sti qua dicono: ma come? Non si è sicuri neanche dentro il carcere? Dobbiamo essere sicuri a casa nostra. E allora parte la psicosi, siamo senza sicurezza. Allora, io sono sempre stato criticato perché lancio degli allarmi. Ma signori, io mi baso su dati reali. Oggi stiamo commentando che 2 guardie penitenziarie sono finite in ospedale aggredite da un cittadino africano che le ha attaccate dentro il carcere. Figuriamoci come può sentirsi una donna che attraversa Campo Marzo o che non è più padrona di andare a fare la spesa senza aver paura. Allora, io non voglio alimentare la paura di nessuno, voglio soltanto essere sicuro. Voglio che la mia famiglia sia sicura, che i miei cittadini siano sicuri, che i cittadini vicentini siano sicuri e che i veneti siano sicuri a casa loro. Tutto qua. Ma certo, queste notizie non fanno del bene a chi vuole sentirsi sicuro. Quindi dobbiamo partire con l'osservatorio lanciato da Rete Veneta per le nostre carceri.